Siamo al lavoro da neanche 3 mesi, mi sembrano 30 anni, visto il lavoro fatto e visto il numero di inchieste a carico. Oggi ho scoperto che ho altri 2 capi di imputazione, però per me sono medaglie. Per lui sono medaglie. Matteo Salvini tira dritto e non fa passi indietro, anche se la procura di Agrigento da oggi lo indaga anche per sequestro di persona a scopo di coazione e per omissione di atti d'ufficio. Insomma, continua il braccio di ferro sul caso Diciotti, anche adesso che i profughi sono tutti scesi dalla nave della Guardia Costiera. Intanto, Monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, spalanca le porte della sua diocesi e dà il benvenuto a 4 migranti proprio della nave Diciotti. Già all'apice dell'emergenza sbarchi, nel 2015, Beniamino fu il primo vescovo in Veneto che accolse i richiedenti asilo nel proprio palazzo. Sabato si era detto preoccupato per la sorte dei profughi all'interno della nave della Guardia Costiera Diciotti, dunque in qualche modo la notizia di oggi non sorprende. 4 migranti della Diciotti potrebbero arrivare a Vicenza. Fanno parte dei 100 presi in carico dalla Chiesa. Le risposte definitive dalle varie parrocchie dovranno arrivare entro domani e in queste ore Caritas sta verificando la disponibilità di circa una decina di comunità con strutture adeguate che in passato abbiano già ospitato i migranti. Al momento dunque c'è un'apertura da parte della diocesi ad accogliere 4 profughi, ma ancora non ci sono conferme sul loro arrivo perché l'organizzazione affidata a Caritas non ha ancora trovato una sistemazione certa. Solo nelle prossime ore si saprà se i 4 migranti della Diciotti approderanno davvero a Vicenza. Solo nelle prossime ore si saprà se i 4 migranti della Diciotti approderanno davvero a Vicenza. In ogni caso, per il ministro dell'Interno Matteo Salvini è una vittoria. Sono contento di aver avviato questo percorso fra Stato e Chiesa perché queste persone saranno economicamente completamente a carico della Chiesa. E quindi una volta tanto non pagheranno i contribuenti italiani, ma pagheranno le organizzazioni ecclesiastiche che si organizzeranno dove e come vorranno.